Un video per raccontare al presidente Stefani in una San Marco bagnata e affollata quello che all'Oras, ospedale riabilitativo ad alta specializzazione di Motta di Livenza, i pazienti fanno quotidianamente. Percorsi in salita resi più semplici grazie alle cure di chi li assiste e li ha accompagnati fino a Venezia. La prima volta in cui hanno potuto imbarcarsi in un vaporetto e raggiungere attraverso percorsi accessibili la piazza simbolo del capoluogo veneto. L'evento organizzato come momento di sensibilizzazione per promuovere i valori della 18ª giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale e che la pioggia non ha fermato. Avremmo potuto stare a casa, invece no, perché la vita è anche questo, è anche imprevisti, è anche capacità di riorganizzarsi e è simbolica nel nostro caso ovviamente quello che dico, di riorganizzarsi per una vita che è un po' un secondo tempo, ma non meno ricco di soddisfazioni, di vita piena, di vita in cui il paziente è il suo stesso valore per il territorio nel quale viene reinserito. Una mattinata per incontrare il presidente della Regione Veneto e il patriarca che ha dedicato loro una preghiera. Venezia è un simbolo, ma credo che si sposi bene con quello che voi volete testimoniare, perché Venezia è una città bellissima da visitare, complicata da vivere. Voi dite col vostro cammino che tanto è stato fatto perché siete riusciti ad arrivare qui, ma tanto dobbiamo ancora fare, no? Le persone più provate non sono un peso, ma fanno parte della nostra società a pieno titolo. È un messaggio molto chiaro, credo, che ci aiuta a ripensare il bene comune. Sociale significa anche questo, noi abbiamo destinato anche una quota importante del nostro bilancio per questo e credo sia doveroso che la nostra regione faccia questo salto in avanti e lo debba fare anche tenendo conto dell'importanza di investimenti tecnologici, perché la tecnologia può essere al servizio come non mai della riabilitazione. Pensiamo a tutti gli strumenti anche di intelligenza artificiale e di monitoraggio che oggi esistono e su questo voglio fare un grande lavoro. Sono in costante contatto con loro per una serie di eventi che faremo nel corso dei prossimi mesi e anche per rendere omaggio al grande lavoro di tutti coloro che ogni giorno li accompagnano nel percorso di riabilitazione e che permetta a ciascuno di loro ovviamente una migliore qualità della vita.